Vincenzo Credendino a Napoli per le ultime, per quello che è successo, e poi presento il tavolo tecnico. Buonasera Napoli. Buonasera, buonasera Michele, e ne sono successe di cose già a partire dalla serata di ieri, dove i confronti hanno poi dato vita anche a quelle che sono state delle parole altisonanti da parte di Antonio Conte, che sia ai broadcaster sia in conferenza stampa si è attardato su quella che è una situazione molto complicata. Senza cuore si rischia di accompagnare la squadra ad un funerale e io non voglio essere la persona che dovrà farlo. Una frase che ovviamente ha creato non pochi malumori e che in qualche caso ha anche aperto a degli scenari. Ma come si dimette? Oh, forse il Napoli lo andrà ad esonerare dopo alcune ore di dubbio, diciamo così per modo di dire, magari dopo lo andremo ad approfondire. È arrivato poi in serata il tweet di Aurelio De Laurentiis: nessun dubbio, nessuna incertezza, si va avanti con Antonio Conte, è lui il condottiero per portare il Napoli fuori da questa crisi. Ce l'ha soltanto Antonio Conte con probabilmente i suoi calciatori, e ovviamente questo aspetto va chiarito. I titoli di giornata, gli argomenti, eccolo uno dei primi: De Laurentiis blinda Conte dopo la bufera, è il primo macro argomento, ma ovviamente approfondiremo il tutto anche nel corso di questa serata. Però prima c'è il super spot, 30 secondi e torniamo. L'applauso non è per Vincenzo Credendino ma per il nostro tavolo tecnico sul primo argomento di serata. Si va a Napoli per vedere anche il post via X di Aurelio De Laurentiis, che di fatto conferma Antonio Conte. C'è il silenzio da un'altra parte, quindi vediamo quelle che sono state tra me e Conte. Esiste da sempre una sintonia speciale. Ha detto ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine: dico, sono orgoglioso di avere al mio fianco e al fianco del Napoli dei calciatori un uomo vero come Antonio Conte. Va bene, traduzione Giovanni Capuano, Radio 24. No, aspetta, fammi fare la domanda. Il problema potrebbe essere che parla De Laurentiis, però bisognerebbe sentire anche la campana Conte, che è la cosa più... No, ma la campana Conte, io posso... sentita. Guarda, io voglio essere abbastanza diretto, perché è da 2 mesi, secondo me, che la tempesta era ben visibile e i problemi erano lì. E semplicemente a Napoli non c'era la voglia di vederli, ne abbiamo anche discusso con Raffaele Auriemma un mesetto e mezzo fa. Conte ha parlato, ha già detto un sacco di cose. Il problema è che ha parlato troppo e in campo invece serve un lavoro che in questo momento non ha portato i frutti. Quindi lui non è che non ha sbagliato perché non può fare il trapianto di cuore ai giocatori. Lui ha sbagliato perché il Napoli da agosto gioca un calcio piatto, orizzontale, senza sbocchi offensivi. Lo faceva anche prima dell'infortunio di De Bruyne, perché con De Bruyne ha perso a Torino, con De Bruyne ha vinto al 96esimo con il Cagliari, con De Bruyne in campo ha vinto dovendo rimontare con il Genoa, ha vinto grazie a degli aiuti arbitrali contro il Pisa. Quindi non è che il Napoli prima dell'infortunio di De Bruyne giocasse bene e poi si è spento. Dopo ha fatto anche peggio. Il Napoli sta giocando da agosto peggio di quello che dovrebbe, per quello che è stato costruito. Da luglio Conte parla tanto, vede tutte le criticità, racconta i problemi, evidenzia i rischi. Io non l'ho sentito una volta dire che ha una squadra che ha del grande potenziale. Ecco, io penso che i tifosi napoletani oggi non abbiano più voglia di ascoltare Conte, gli faccia piacere aver letto quello che hanno letto di De Laurentiis. Da Conte vogliono lavoro e risposte sul campo, perché di parole francamente ne abbiamo sentite troppe. De Paola, direttore. Conte è riuscito nell'impresa di rimanere da solo, perché guardate, c'è un plebiscito contro Conte, infatti l'unico a difenderlo è De Laurentiis. Ci mancherebbe. Ufficialmente. Ufficialmente. Bisogna vedere appunto il prosieguo del campionato, però il problema di Conte è uno: lui è incapace, lo sta dimostrando ancora una volta, di gestire i 2 traguardi, Champions e campionato. Questa ansia della Champions ormai l'ha mandato in crisi e si è visto, perché rispetto all'anno scorso l'ossatura della squadra dell'anno scorso è la stessa di quest'anno, però non rende al massimo il conno senza De Bruyne, lo stiamo vedendo anche senza De Bruyne. E poi mi permetto di dire una cosa che è un po' deludente da parte di Conte, perché è un allenatore di grandissima qualità. Ma non si deve solo entrare nella testa dei giocatori, non si deve solo entrare nella carica e nella grinta e non riconoscerli più, perché da un punto di vista tecnico, tattico, l'allenatore deve dare qualche cosa. Guardate Gasperini, cioè Gasperini non entra nella testa dei giocatori, Gasperini mette bene in campo i giocatori, li sostituisce adeguatamente, e anche se non ha una grandissima qualità riesce a far emergere un gioco di squadra. Nel Napoli, se appunto non c'è questa grinta, ecco, a un certo punto mi sono stufato di sentire l'allenatore che riesce a entrare nella testa dei giocatori e a trasformare questa testa in grinta, e basta. Cioè, dall'allenatore ti aspetti delle soluzioni tattiche.
Quali sono le soluzioni tattiche di questo Napoli? Non ci sono. Allora, il titolo del nostro Gabriele Schiavi, poi arrivo da Lupi, arrivo da Serafini, torniamo a Napoli ovviamente perché forse non parlo italiano. E questo è il titolo di Gabriele Schiavi. Non parla italiano o ha parlato fin troppo italiano? Vincenzo Credendino, torniamo a Napoli. Beh, che chissà che in realtà non possa parlare il Napoli italiano a partire dalla prossima stagione, visto che è un amore mai sbocciato, ma che comunque aveva gettato i semi in qualche modo tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Italiano. Ma attardiamoci su quello che è il presente. Oggi Antonio Conte è ovviamente alle prese con un momento di difficoltà e forse il tweet o post su X, che dir si voglia, di Aurelio De Laurentiis quest'oggi chiude un po' il cerchio. Antonio Conte è assolutamente d'accordo con anche molti aspetti che si evidenziavano in studio e forse è proprio a quello che si devono alcuni toni altisonanti delle sue parole, nonostante una classifica che tutto sommato sorride, 2 punti dalla vetta, nonostante la possibilità di qualificarsi comunque ai 16esimi di Champions League. È evidente che Antonio Conte, avendo il polso della situazione, prova a lanciare dei segnali. Poi per quel che riguarda il discorso tattico, il Napoli si muove in continuità con quanto accaduto la stagione passata, l'ha fatto anche nel corso di molti incontri, di molte partite quest'anno. Aveva provato con un progetto diverso, ovviamente con De Bruyne al centro di tale progetto tattico, poi questo progetto è stato abbandonato per ovvie ragioni, proprio per l'infortunio del belga. Si tentava banalmente, mi rifaccio a degli esempi molto facili e banali che però possono esemplificare in qualche modo quello che è stato il lavoro di Antonio Conte. Ho De Bruyne, posso fare un calcio di possesso, posso alzare il baricentro, giocare più stretti e esaltare quelli che sono i movimenti in profondità di Rasmus Højlund. Non ho De Bruyne, torno all'anno scorso, torno a quella che era una solidità strutturale di questa squadra, abbasso di nuovo il baricentro e tento di nuovo di giocare tanto sull'attaccante. Il problema è che rispetto all'anno scorso quest'anno Romelu Lukaku non c'è, quindi viene meno anche un'altra delle soluzioni a disposizione di Antonio Conte, che ora dovrà fare di necessità virtù. No, io però non si è visto niente. Cioè, il 4-1-4-1 prima dell'infortunio di De Bruyne era un pianto greco e i risultati hanno premiato la classifica ben oltre il merito del Napoli in campo. Le abbiamo rimesse in fila, no, le partite. Il bel Napoli c'è stato a Firenze e mezz'ora contro l'Inter, partita che poi andrebbe raccontata tutta perché ha detto tante cose. E quindi c'è stata una profonda discontinuità. E dopo, quando si è fatto male De Bruyne, non c'è neanche qui stata continuità, perché Conte ha avallato un mercato onerosissimo, pieno di esterni. Se partiamo da gennaio, da Neres, e arriviamo fino a Noah Lang, e gioca Elmas, che è un trequartista per sua definizione, ed è un adattato. Politano oramai fa più la fase difensiva della fase offensiva, e oggettivamente è l'unico che ha qualche ragione di essere stanco, anche se siamo soltanto a metà novembre. Cioè, il Napoli quest'anno non ha fatto vedere nulla di particolare, né prima né dopo. E io credo che queste siano le domande cui Conte deve rispondere, non il trapianto di cuore e tutto il resto. Giovanni, ha avallato un mercato che poi ha criticato. Ma questo è il problema. perché al di là delle 9 teste, lui ha detto che il Napoli ha acquistato dei giocatori da 20 milioni. E le grandi squadre invece magari prendono meno giocatori da 50-60 milioni. Cosa che non è vera. Questa mi sembra veramente una cosa assurda, perché lui è stato partecipe di questo mercato. E allora vorrei capire dov'è il cortocircuito, perché Conte in questo momento sta rinnegando tutto. E poi, obiettivamente, la squadra è quella dell'anno scorso, ma McTominay non gioca nello stesso modo dell'anno scorso, Anghissà non gioca nello stesso modo e lo stesso Lobotka. Tutti i difetti si sono visti nell'ultima partita con il Bologna. Quell'attivismo da parte del Napoli nella metà campo avversaria non si è visto. Quel recupero della palla quando ce l'hanno gli avversari non si è visto. Quella spasmodica ricerca del gol anche sulle fasce non si è vista. Non c'era nulla del Napoli dell'anno scorso in questo Napoli che poteva riecheggiare quello dell'anno scorso. Sì, Luppi, quello che si vede, tu ovviamente hai giocato a calcio ad ottimi livelli, è quello che fa capire anche Antonio Conte. Il Bologna ieri al 93esimo vinceva 2-0 e c'erano ancora i giocatori che si facevano tutta la fascia a 300 km/h. Quella fame Conte non la vede più nei ragazzi, forse non arriva più il Conte pensiero, la fame di Antonio Conte ai calciatori. Li avrà spremuti troppo l'anno scorso? È successo qualcosa all'interno dello spogliatoio? I giocatori non hanno gradito che lui spesso li attacca anche pubblicamente? Qualcosa è successo, perché mi sembra chiaro che se prima andavano a 300 km/h adesso stanno andando a 40-50.
È risaputo che comunque Conte sprema i propri giocatori e che, diciamo, magari nelle prime stagioni riesce ad ottenere veramente grossi risultati e alla lunga, insomma, ci possa essere anche questo calo, tralasciando il fatto che secondo me il problema del mercato estivo è reale. Sono stati avvallati degli acquisti che secondo me non voleva realmente, ma è difficile dire di no se arriva De Bruyne, quindi te lo fai andare bene, e di conseguenza ha dovuto cercare anche di cambiare un po' il suo modo e la sua mentalità, in primis lui. Quindi poi il modus operandi di Conte a me non fa impazzire, ma in questo caso qua secondo me si è trovato un po' tra la falce e il martello e ha dovuto cercare di adattarsi. Poi gli piace comunque lamentarsi spesso, questa è una sua caratteristica, non possiamo negare, e in questo caso qua però non attribuirei tutte le colpe a lui in primis. Quindi ci troviamo davanti a una prima volta storica. Come, scusa? Ci troviamo davanti a una prima volta storica. Noi dopo aver raccontato per mesi che Conte restava perché aveva avuto garanzie, perché avrebbe scelto il mercato sarebbe stato ingente, perché giustamente serviva a rendere più profonda la rosa, più qualitativa, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi scopriamo che per la prima volta l'uomo che è andato via dalla Juve lasciando lì tutto il secondo giorno di ritiro perché non gli avevano preso un giocatore, che è andato via dall'Inter perché gli avevano venduto Hakimi, cioè tutte le volte che non ha avuto tutto quello che ha voluto, ha preso, ha salutato e se n'è andato, per la prima volta senza ragione si è fatto fare il mercato degli Laurentiis contro la sua volontà. Io veramente mi sorprendo, devo dire la verità. Vabbè, quando abbiamo finito con i massimi sistemi possiamo cominciare a rivedere un po' anche le posizioni nostre che abbiamo dato fino a sabato sera al Napoli favorito per il campionato con l'Inter, e che stiamo ridiscutendo Conte scoprendo che Gasperini è meglio di lui e che non sottovalutiamo un'assenza di Lukaku che va avanti dall'inizio della stagione. Discutiamo gli addii ma non tutto quello che Conte ha vinto. Perfetto l'intervento, la tempistica di De Laurentiis, perché schermare l'allenatore di fronte a una situazione di frizione con la squadra è la mossa più intelligente. Ogni tanto ci sono anche i giocatori che sono colpevoli, no? Perché ogni tanto si può dire ci sono anche i giocatori. La fame, Luca, nel caso di Conte sempre. Non è una questione di sono colpevoli gli arbitri, il calendario, Marotta, tutti tranne lui. In campo ci deve andare con la fame a prescindere. Napoli non ha mai vinto 2 scudetti in vita sua consecutivi e questa sarebbe un'occasione. Non ha mai fatto più di tanta strada in Champions, nemmeno Conte, questa era un'occasione. Il mercato, scopriamo stasera o domenica dopo che ha perso a Bologna il modo di porsi di Conte, che è questo da 15 anni. Si lamenta, piange, frigna, eccetera, e il suo modo di porsi è sempre stato così. Io dico che noi dopo 11 giornate abbiamo 3 squadre delle prime 4, la Juventus, il Napoli, l'Inter e la Roma, che hanno perso 3 partite. 3 partite delle prime 4 squadre in testa alla classifica. Le altre gongolano, la Roma non ha fatto un calcio più spettacolare di quello del Napoli, ma perché ha tutti i motivi del mondo, la l'Inter Roma, ha iniziato male, era già in discussione Chivu dopo 3 partite, ma Chivu è in perso discussione a Torino. prescindere. Uno che arriva all'Inter con 13 panchine è in discussione a prescindere. Perfetto, il tifoso uno che è campione napoletano, d'Italia, 180 milioni di mercato, si fa male Lukaku, gli prendono 50 milioni di attaccante, il 10 di non è in novembre. discussione, è una certezza, deve dare certezze, deve dare C'è una crisi evidente, anche di risultati del Napoli. Non ho capito. 5 sconfitte. Cioè il Napoli l'anno scorso, ma se le sognate, ne ha fatte 4 in tutta la stagione. Sì, cioè, avere ma l'Inter e la Roma sono in testa alla classifica, ne hanno già 3 in campionato. Del Napoli in ne questo hanno momento. già 3 in campionato. Cioè, per te non c'è la crisi del Napoli? Ma non ho detto Luca, questo. perdonami, tu fai il conto ho parlato di Lukaku di cui non ha parlato nessuno. Sì. Perché ha speso altri 90 milioni. Però in posso attacco. finire un pensiero in senso milioni. compiuto, così riesco a esprimermi. Lukaku, che è un'assenza pesante per chiunque, la Roma ne ha 2 di centravanti e non ne fa uno neanche mettendoli insieme. La Juventus ne ha 3 e non riesce a farne uno mettendoli insieme. Il Milan non ha neanche quello perché adesso è ai box eccetera e si segna poco. Il Napoli, che ha vinto il campionato, è a 2 punti dalle prime, le quali a loro volta come Napoli hanno perso 3 partite. Allora io non è che dica che il Napoli è in crisi, non si sta sicuramente ha spremuto i giocatori. Nelle ultime 3 giornate del campionato scorso ne ha pareggiate 2.
è un miracolo che l'abbia vinto lo scudetto, perché uno non è che l'ha arriva perso l'Inter. arriva L'ha perso l'Inter. questo sono 4 anni che Esatto, l'Inter perde quindi parliamo tutto. di un Napoli che è forte, non c'è ma più una squadra che vince, ditemi c'è solo dov'è. l'Inter che perde il mondiale, perde la Champions, le altre vincono per caso. Oramai sono 3 anni che diciamo questa roba qua. Chi vince vince, chi vince merita. Su una competizione di 38 domeniche, su una competizione come la Champions o come il mondiale per club che si sono inventati di un mese, chi vince alla fine è meglio degli altri, non è che una che perde. E comunque in testa alla classifica come la Roma con 2 sconfitte. Siamo al 10 di novembre, come stavamo buttando a mare Chivu dopo 4 giornate di campionato, come abbiamo buttato a mare Tudor alla Juventus, adesso Conte è diventato il male del Napoli? E questa è la mia domanda. Non è la crisi del Napoli? Perdonami, noi stiamo discutendo la crisi del Napoli. Si è beccato anche l'applauso dei ragazzi, Serafino. Non stiamo discutendo la crisi I del fischi per Napoli, Capuano no, eh. non perché guardiamo la classifica. Però avete solo detto che è colpa di Conte. Perdonami, paradossalmente la classifica del Napoli è l'unica cosa che funziona. Secondo me oggi è sovrastimata rispetto alle prestazioni. Però poi vediamo fra 10 giornate come si sarà allineata. Noi discutiamo una crisi profonda del Napoli perché ce l'ha detto Conte. È Conte che viene e ci racconta che la squadra non ha cazzimma, la squadra non funziona, deve fare il trapianto di cuore, non porta a spasso un morto, e che gli arbitri sono manovrati da Marotta, 9 acquisti sono troppi e comunque sono pure scarsi perché sono tutti da 20 milioni e le grandi Conte. squadre. Questo A è me non mi Conte, stupisce, perfetto. è sempre stato questo Questa qua. cosa qui Cioè, l'ha raccontata lui. Sì. Questa cosa qui uno guarda da fuori e ti dice: ma sai che cosa ti dico? Siccome sei andato da Eindhoven e hai fatto una figuraccia, siccome sei andato a Torino e hai giocato in pantofole, sei andato il Bologna si è presentato domenica pomeriggio alle 15 per volontà della Lega Calcio con meno di 3 giorni di riposo. Il Napoli ne aveva 2 in più. Io non oso pensare cosa sarebbe successo a parti invertite. Cioè, se Conte fosse andato a giocare la partita con il Bologna nelle condizioni del Che il Bologna. Bologna era più caldo. Ecco, ha detto che era più caldo, caldo. perfetto, è tutto straordinario. Tutta questa cosa, secondo me, è una grandissima supercazzola che nasconde un tema. Il tema è che dalla prima giornata all'11ª più le 4 di Champions, fa 15 partite, Conte ci ha presentato un Napoli bello a Firenze e in mezz'ora contro l'Inter. Tutto il resto è stato un pianto greco. È stato un pianto greco perché tu fai il conto delle sconfitte ed è quello. Dopodiché io ti dico che secondo me, ad esempio, l'Inter perde a Torino con la Juve e finita la partita non ha capito perché ha perso. Mentre il Napoli ha capito perché ha perso a Torino, ha capito perché ha perso a San Siro, ha capito benissimo perché ha perso a Bologna, resto al campionato, non ha capito bene perché è riuscito a vincere col Cagliari, non ha capito bene perché alla fine l'ha rimediata con il Genoa, non ha capito bene perché l'ha rimediata con il Pisa. Questa è una stagione in cui non sta esprimendo calcio, Luca. Il problema è Antonio Conte, basta? No, però certamente Antonio Conte deve cominciare a dare risposte. La domanda era, perché non sentiamo oggi la campana di Conte? No, ragazzi, Conte ha parlato anche troppo. Esatto. È il momento che dia qualche risposta sul campo. Allora, i primi problemi non tra può la essere società sempre colpa e degli Conte altri. si sono già visti anche sulla vicenda portiere. Cioè, mentre Conte dice, traduzione, mi ha detto non lo voglio, non mi piace, la società gli rinnova il contratto e lui chiede un altro portiere. E già lì si capisce che la società va da una parte e Conte sta andando dall'altra. L'ha avuto il portiere Milinkovic? Sì. L'ha avuto, basta. No, Quindi vuol dire che a Napoli si fa quello che vuole Conte. Sì, Vuol dire che Meret può fare il secondo di Milinkovic-Savic, che non è un brutto secondo. Già lì si capisce che c'è un cortocircuito interno dove l'allenatore va in tangenziale est e la società va in tangenziale ovest. No, la società magari parte mezz'ora dopo ma va in tangenziale est. No, perché il mercato del Napoli, questo qui, e quello dell'anno scorso, c'era il problema della tempistica, ma alla fine in una settimana ha messo 100 milioni di euro De Laurentiis, pur non avendo venduto in quel momento nessuno. È un mercato che è stato voluto da Conte. Perché Conte non fa stagioni in società che non gli fanno il mercato. Voglio dire solo una cosa. Ma il problema che noi stiamo analizzando, che è quello della crisi del Napoli, la crisi di Conte, sta facendo passare in secondo piano anche la figuraccia che il Napoli ha fatto in Champions, ragazzi. Cioè il Napoli ha perso 6-2 in Champions, rimediando una figuraccia incredibile che è stata mascherata con la prova opaca di Lucca, le seconde linee che non sono come le prime linee. La verità che va scritta anche in un titolo di Schiavi, se vuoi tu, è che il Napoli di Conte, come Conte in assoluto, non riesce a reggere le 2 competizioni, va in confusione, ma l'ha dimostrato la storia di Conte. Quindi non è che io sto criticando
il Conte in assoluto, perché secondo me è un signore allenatore, ma di fronte alla doppia competizione non è come gli altri grandi allenatori che sanno gestire il proprio parco giocatori e sanno decidere fra una formazione titolare e una formazione di riserve e sanno intervallarla. Lui non ci riesce. Sì, sì, sul tarlo europeo e della doppia competizione questo mi sembra abbastanza acclarato, perché non è avvenuto all'Inter, non è avvenuto al Chelsea, non è avvenuto alla Juve, ed è Ma è un quello tallone che di lo sta Achille. mandando in confusione quest'anno, Luca. È un tallone d'Achille che si porta grande. dietro, questo è un dato oggettivo. Andiamo di nuovo ancora a Napoli per capire, ovviamente non è il gradimento, l'indice popolare, non si vota, non ci sono gli exit poll, non si va a votare alle urne, quindi non è un problema della Meloni, ma è un problema di Conte. Ma l'indice di gradimento per Conte è calato a Napoli? Tra i tifosi partenopei, Vincenzo, crede di no? È chiaro, basta guardare un poco quelle che sono state le parole dei tifosi all'uscita dall'area, è bastato anche guardare un po' quelle che sono state le reazioni sui social per capire come in effetti i tifosi del Napoli nutrano dei dubbi rispetto al momento di Antonio Conte. Occhio, parlo di momento e non di generalità, perché la memoria per fortuna è ancora abbastanza funzionante e ci si ricorda che ci sono stati dei tratti anche di questo Napoli che hanno contribuito a far bene nella stagione passata. Però per rispondere alla tua domanda e per guardare al momento, è chiaro che registriamo un mutato atteggiamento, se non altro perché nel corso delle ultime partite ci si dimentica che a Lecce si è fatto un gol ma su calcio da fermo, quindi è ancora più palese come sarà un caso oppure no, dall'uscita di De Bruyne le cose in via offensiva, per quel che riguarda la fase offensiva, siano andate nettamente peggiorando. Vincenzo, aggiungo su un'ultima cosa sul Napoli. Mi fa piacere proprio che l'ambiente napoletano, quello dei tifosi e anche dei giornalisti, abbia respinto, sdegnato quell'atteggiamento vittimistico al quale si voleva richiamare invece Conte. Cioè i giornali del nord ce l'hanno con noi, il Napoli dà fastidio, ma non è vero assolutamente nulla. Non è vero che il Napoli dà fastidio ed è un'invenzione sua soltanto per portarsi, secondo lui, una parte di tifosi dalla sua parte. Non c'è riuscito perché anche l'ambiente dei giornalisti napoletani ha respinto questa lamentela perché è veramente superflua, è veramente sbagliata. Vabbè, Vincenzo, ci Diciamo salutiamo? che ci saremmo sorpresi. No, ci saremmo sorpresi del contrario, nel senso che lo diceva Aspetta che ti devo fermare un attimo, torno da te tra poco, un secondo soltanto. Davide, ti faccio finire il tema Napoli e poi ti saluto definitivamente perché andiamo su Boca River e poi c'è il tema Atalanta. Aspetta 30 secondi. No, cioè, posso essere d'accordo in parte con quello che è stato detto. Comunque credo che la storia tra Conte e il Napoli dovesse finire già l'anno scorso con il finale di stagione così un po' discusso, e allo stesso tempo il Napoli in questo momento qua non poteva pensare obiettivamente, secondo me, per tanti motivi, di poter competere e stare lì nelle due competizioni con tutte le altre. E obiettivamente sono convinto che il problema mercato e la coerenza di cui parlavi te, Michele, prima, e anche dell'esempio del portiere, faccia ben capire che situazione ci sia a Napoli di poca chiarezza e di poca coerenza. Commentiamo la classifica, Vincenzo, perché lasciamo la classifica mentre parli, poi tanto non è che c'è molto da vedere, quindi ti ascoltiamo, ma non è che ci perdiamo qualcosa se non ti vediamo, Grazie. quindi non ti offende. Grazie Michele. No, figurati. Bravo, No, guarda t'abbraccio, la situazione. Il figurati. Napoli, Troppo gentile. tutti parliamo dello scudetto perché la media scudetto si abbassa, continuano a perdere punti le grandi, quindi quest'anno gli 85-90 ce li sogniamo. Discorso per la salvezza, tra poco ci salviamo con 20 punti, oltre a non segnare non facciamo neanche punti. Questa è la mediocrità totale del campionato indecente della nostra Serie A. Ripetiamo, nel weekend del 3.3 media gol a partita nella Premier, abbiamo visto 0-0, 0-0 ovunque in Serie A, però il Napoli è giusto che debba pensare allo scudetto. Ma se il Bologna ingrana e la Roma resta così, le big più il Napoli, che ovviamente è una big perché è campione d'Italia, devono stare attenti perché c'è anche il problema zona Champions. Perché in questo mischione tutto può accadere. Noi parliamo tutti scudetto, ma guardate anche i primi 4 posti. Certo. Perché Bologna e Roma, 4+2, al mio paese, vicino al tuo Vincenzo, fa 6.
Assolutamente sì, d'altronde, ecco, manco a farla apposta lo stesso Antonio Conte, che poi potrà essere tacciato di maniavantismo oppure no, riferiva di quelle che erano delle difficoltà importanti per questa stagione e inquadrava chiaramente innanzitutto la Champions come un traguardo da raggiungere, ma non assolutamente facile, perché ci sono tante altre squadre attrezzate. Ha parlato di 6 formazioni all'inizio dell'anno che potevano avere delle aspirazioni per qualificarsi alla prossima Champions League, e d'altronde la classifica che abbiamo visto in questo momento rispecchia appieno quelle che erano le sensazioni proprio del Salentino a inizio stagione. Vabbè, Vincenzo, buonanotte, grazie da Napoli. Ciao amici del Napoli, bentrovati sul canale. Parto subito con una domanda secca, perché voglio sentire la vostra voce prima di tutto. Che ne avete pensato del dibattito andato in onda ieri sera su Sport Italia, nel programma del 10 novembre 2025? Vi sembravano analisi lucide? Oppure avete percepito quella solita voglia di esagerare, di alzare i toni quando si parla del Napoli? Scrivetemelo qui sotto, perché oggi ripartiamo proprio da lì. Io, lo dico subito, alcune cose non le ho trovate solo discutibili, le ho trovate assurde. E sì, parlo delle dichiarazioni di Giovanni Capuano nello speciale calciomercato. Il giornalista ha detto, cito testualmente, che la classifica è un gran premio per il Napoli, che Conte non dà convinzione e che contro il Pisa ha vinto per errori arbitrali. Ora ragazzi, permettetemi di dirlo con chiarezza, questo non è giornalismo critico, questo è un attacco gratuito. Innanzitutto, parlare di classifica troppo buona quando il Napoli ha già perso la vetta a favore di Inter e Roma è un paradosso clamoroso. È un'affermazione che ignora completamente il momento reale della squadra. Una squadra stanca, acciaccata, priva di Kevin De Bruyne e prossima a perdere anche Anguissa. Una squadra che fa una fatica enorme a concretizzare. E poi quella frase sul Pisa, il Napoli che vince grazie agli arbitri. Ma come si fa? Come si può ridurre una partita, un campionato, un percorso intero a un titolo del genere? È un modo di raccontare il calcio che non rispetta l'intelligenza del pubblico e che alimenta soltanto polemica. Se il Napoli ha problemi, e ne ha e come se ne ha, non c'è bisogno di costruire questi slogan. La verità è che la squadra è in difficoltà, lo vediamo tutti, ma questo non giustifica attacchi che sembrano fatti più per fare rumore che per analizzare. E ora passiamo alla notizia vera. Dall'Inghilterra rimbalza una voce enorme. Secondo Ekrem Conur di Coat Offside, Kobbie Mainoo avrebbe già accettato l'offerta del Napoli. Sì, proprio lui, uno dei giovani più interessanti del Manchester United, che Conte segue da tempo. Giovanni Manna l'ha detto chiaramente nelle sue recenti uscite pubbliche. Il Napoli deve intervenire a centrocampo. Il reparto è corto, stanco, in difficoltà. Senza De Bruyne e presto senza Anguissa, manca peso, manca ritmo, manca qualità. E Mainoo da questo punto di vista sarebbe un innesto perfetto. Parliamo di un ragazzo che ha tutto: gamba, intensità, ordine tattico, aggressività, coraggio. Uno che non ha paura della palla, che non ha paura di giocare in verticale e che, soprattutto, ha fame. E secondo Conur, Mainoo avrebbe deciso di lasciare lo United proprio per avere più continuità, per giocarsi il mondiale con l'Inghilterra. È convinto che a Napoli potrebbe trovare lo spazio che a Manchester non sempre gli è garantito. La parte più interessante, Antonio Conte gli avrebbe garantito centralità nel progetto. Non un semplice rinforzo, non una scommessa, un titolare vero, un giocatore cardine per la seconda parte della stagione. La formula proposta è quella di un prestito con opzione di acquisto. Lo United aprirebbe alla cessione, ma solo dopo aver chiuso il suo sostituto. Una condizione logica, che però non sembra bloccare la trattativa. E ragazzi, parliamoci chiaro. Questo sarebbe un colpo pesantissimo, non un acquisto di riparazione, ma un investimento sul futuro, uno di quei movimenti da club che pensa in grande e soprattutto darebbe a Conte un giocatore perfetto per il suo calcio, dinamico, disciplinato, aggressivo, verticale. In un momento in cui il Napoli fatica nella costruzione, fatica nelle transizioni, fatica nel ritmo, Mainoo sarebbe ossigeno puro e sarebbe anche un segnale alla piazza. La società vuole reagire, non vuole lasciarsi trascinare dal pessimismo delle ultime settimane. Se volete la mia opinione, questa trattativa ha tutto per diventare il primo vero punto di svolta della stagione. Non è ancora fatta, ma le condizioni tecniche, economiche e motivazionali ci sono tutte. E adesso tocca a voi. Che ne pensate di Mainoo?
È il nome giusto? È il profilo che serve a Conte? Lo vedete bene nel nostro centrocampo? Scrivetemelo nei commenti. E allora, amici miei, restiamo sul mercato perché le novità non finiscono qui. Anzi, se Mainoo è la notizia più calda, quello che si prepara a gennaio potrebbe diventare un vero crocevia della stagione del Napoli. Il mercato invernale, questa volta, non sarà un semplice ritocco, sarà un passaggio decisivo. Lo sa la società, lo sa Conte, e lo stiamo capendo tutti guardando le ultime prestazioni. È vero, in estate sono arrivati giocatori importanti, innesti mirati. Ma l'infortunio di Romelu Lukaku ha costretto il club a rivedere tutto, a cambiare in corsa le priorità. Quell'infortunio ha spostato l'attenzione quasi interamente sull'attacco, lasciando in sospeso altri reparti che avrebbero avuto bisogno di un ulteriore intervento. Ora però si riparte da dove ci si era fermati. Servono rinforzi veri, serve un vice di Lorenzo, serve un'alternativa ad Anguissa, perché a gennaio volerà in Coppa d'Africa e salterà partite pesantissime. E soprattutto serve profondità. Serve freschezza, serve qualità dove oggi manca continuità, ma nelle ultime ore dall'Inghilterra è rimbalzata un'altra voce importante che riguarda il reparto difensivo. Secondo Ekrem Konur, lo stesso giornalista che ha parlato dell'accordo tra Mainoo e il Napoli, gli azzurri sarebbero tra i club interessati ad Axel Disasi del Chelsea. E sentite questa frase, perché è pesante. Il Chelsea si prepara a cedere Axel Disasi a gennaio, dopo il suo ritorno in piena forma. Aston Villa, Monaco e Napoli sono interessate al difensore francese. Disasi, classe 1998, lo conosciamo bene, un centrale potente, fisico, con esperienza europea, capace anche di adattarsi sul centro-destra in una linea a 3 o a 4. Uno che al Monaco era cresciuto in modo impressionante, tanto da convincere il Chelsea a fare un investimento importante su di lui. È reduce da un intervento all'inguine, che lo ha tenuto fuori, ma adesso è tornato in condizione, e il club londinese sembra pronto ad ascoltare offerte, e qui entra in gioco Antonio Conte. Perché Conte un difensore così lo vuole, lo cerca da mesi, uno duttile, affidabile, capace di difendere in avanti, di reggere il duello, di stringere o allargarsi senza perdere lucidità. Un profilo che ti dà immediatezza e presente, ma che ha anche margini per diventare una colonna nei prossimi anni. Pensateci un secondo, un centrocampo rinforzato con Mainoo, una difesa con un uomo come Disasi pronto a inserirsi, e la squadra che ritrova energie e rotazioni dove oggi invece arranca. Sarebbe un segnale potente. Il Napoli non vuole farsi trascinare dalla crisi, ma vuole rispondere investendo, ricostruendo, rilanciando. E ora, amici, tocca a voi. Voglio sapere tutto nei commenti. Vi convince l'idea di Disasi? Pensate che questo tipo di difensore sia davvero ciò che manca a Conte? E soprattutto, quanto credete possa cambiare la squadra con 2 innesti così? Fatemi sentire la vostra voce, perché il confronto con voi è la cosa più bella di questo canale. E come sempre, grazie davvero per essere stati con me. Siete il cuore di questa comunità. Iscrivetevi al canale, se ancora non lo avete fatto, attivate la campanella delle notifiche e restate con noi per non perdervi nessuna notizia, nessun aggiornamento, nessuna analisi su tutto quello che succede al nostro Napoli. Ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli, sempre!